E come dovete andare in freva, mamma mia, quando festeggeremo in tutta Italia. Dovete andare in freva in tutta Italia. Non lo potete accettare, non vi va proprio giù. Dai amici bellini, a casa, nella postazione giusta. Dai. Non hai capito perché tutto sto bordello prima di ripartire, ma vai così. Bravo Kim! Dombele al posto di Zienu, Elmas al posto di Lozano, vai Ossi! Riempite l'aria, riempite l'aria. Paramount Plus, c'è l'audio fuori sincrono, si sente boom e poi dopo 3 ore si vede un kill che tira un pallone. Paramount Plus! No, non si può vedere così, cioè si ha fischiato un'ora prima, no. Dai Ossi! Devo twittare perché... Dai Elmas! No! Uè, maronna mia! Attenzione! Io ci ho sentito pure un gol prima, hai capito? L'ho sentito anche prima perché si sente prima l'audio a loro! Si sente prima lo stadio e poi il telecronista! Vabbè, tutto male. Va tutto malissimo. Tenga freva e sto yendo in frego. Anghissà sta dormendo. Deve essere Anghissà per forza che si è addormentato. Poi questo dove l'ha messo? Vabbè. Che bel gol che ha fatto questo. Dai Oliveira, dai. Falla, ammonire. Signor arbitro, Dai che va. Ah. Se ti sei buttato mi arrabbio tantissimo. Ma non ci voglio credere. No, gli ha preso il pestone. Non si butta qua. Oh no, non è il pestone, è il ginocchio contro il ginocchio. Non è il pestone. Però è fuori. Ha visto, non l'hai visto il ginocchio, non l'ha visto nessuno, si pensa al pestone ma non l'hai visto bene. Voglio sperare che il ginocchio sia fuori aria, ma non ha importanza perché noi i rigori non li sappiamo tirare. Ma perché non ha importanza? Voglio capire, me li devi dare se ci sono. Così uno impara il percorso anche qui. Oh sì, oh! Dombele non salta. Cioè c'è la palla di nessuno, Dombele non è un problema suo. Guarda là, quando salta, guarda là, ancora peggio. Guarda. Li vedo mosci. Li vedo rallentati, li vedo esausti, li vedo imprecisi. Dai Anghissà lezioso! Uè, maronna mi merito! No ragazzi dai, ma svegliamoci, ma che? Dai Ossi, maronna mia! Male, su questa rimessa laterale di Oliveira, male! Vedi Dombele che prova lo scatto e si scoccia, dice è killato che non è partito. Mamma mia, sto vedendo il Napoli quello là. Come si è arrivato al calcio d'angolo dal fallo su Kvaratskhelia? Com'è possibile? Dai Osi! Dai, però non lo puoi spingere senza pensare alla palla. Lasciate like se alla fine di questo video abbiamo vinto lo scudetto, perché io mi sto intossicando. Dai Lorenzo! Mangia una coscetta di pollo. Ma per forza! Dai Anghissà, mettila bene. Mamma mia! Bravo Lobo, dai! Bravo qua, dai Oliver, mettilo bene! Va bene, signori, io credo che se non segniamo stasera facciamo il record di mi piace dei nostri avversari. Li stiamo facendo divertire un po' tutti. Mi sembra il caso di cambiare registro, dai! Vabbè, proviamo un'altra cosa, visto che è arrivata adesso. Ci siamo fragili. Vediamo se cambiando tazza, la vena. Ma li vedete sti falli laterali dove nessuno si fa vedere e buttiamo il pallone a caso? Ma che succede? Mamma mia, fallo da dietro no però, qua devi espellere perché non è qua devi ammonire. Dai, anche se no! Kvara! Maro! Oh sì! Oh sì! Dai, liberatorio, dai! Doveva essere lui, se lo merita lui. Lui che la vena non l'ha mai persa. La vena. Si è rotta la mascherina. Stai giocando senza la mascherina. Si è scassata la mascherina. Non è un Lucky Charm la maschera, l'ho detto chiaramente che gli serve per protezione, vuole stare tranquillo. Non è un Lucky Charm.
Voi non dovete parlare del Napoli se non sapete le cose del Napoli. Le cose a caso non le dovete dire. Paramount Plus. Bravo, vai Oli. Dombele, vai, continua. Dombele male. Salta un... L'abbiamo sentito benissimo. E come dovete andare in freva, mamma mia, quando festeggeremo in tutta Italia. Dovete andare in freva in tutta Italia. Non lo potete accettare, non vi va proprio giù. Bravo Kim. Lobotka. Becao. Olivera, alzati, non c'è niente, dai. Olivera non accompagna Mike, mai, si ferma proprio. Bravo Kvara. Oh most, maronna mia. No. C'è il fallo prima. Poi è una grandissima simulazione. Ah, proprio si alza, guarda, e si ributta a terra. Siete l'esempio dell'antisportività. Guarda, sta proprio in alto, vede la palla così e si rimette le mani in faccia. Siete l'esempio dell'antisportività. Il fallo c'è, capiamoci, non può alzare la gamba così, Elmas, il fallo è sacrosanto, ma tu non devi fare finta che ti sei fatto male. Che brutto sport, mamma mia. Lo avete rovinato. Bravo anche sta. Vai Elmas. Bravo Di Lorenzo. Mettila bene. C'è. Bella palla per lì. Stavo facendo un Eurogol. Zielu e poi Di Lorenzo. Niente. Lozano comincia a sinistra, non si sposta Elmas. Vediamo quanto dura. Mamma mia, brutti falli. Lozano, stavi provando a fare il tacco di Kvara e ti sei cartato solo tu. Va benissimo. Entriamo nella zona siringa, ma questa volta no. Questa volta non voglio sapere niente. Bravo, sì. C'è Lozano, c'è. Ah no, si sono 3 ore fa. Sta acciso Simeone, fa trasi a Simeone. Bravo Lobo. Applausi per Lobo. 3 minuti, proprio 3 minuti. 3 minuti. Vai insieme, metto in terra. Bravo, sta entrando pure il sole. Abbiamo avuto tutto il tempo per questo. Silvestri, ma stai dicendo una cosa all'arbitro che ti sei infortunato. Ma potremmo sapere pure noi. Ma perché deve essere un segreto? Non si può sapere che vi state dicendo. I segreti. Da secondo 3. È finita! Santoro, è Santoro, perché noi l'abbiamo detto a inizio stagione, il ritorno di Santoro era importante. Luciano Spalletti claims his and this a joy that will be remembered for ages in the South. Doveva essere non col dominio di tutta la stagione, doveva essere con la sofferenza. Ci riguarderemo queste immagini, ma adesso andiamo live. Da New York, Valerio Fluido è tutto, me li date 30.000 like. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli, dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.